Un dato che equivale ad un allarme rosso senza precedenti. In provincia di Venezia, nei primi 9 mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, si sono persi 14.000 posti di lavoro. Lo rivela un'indagine dell'Osservatorio regionale di Veneto Lavoro. E il settore più colpito è stato proprio il turismo. Ecco perché gli albergatori veneziani tornano a chiedere provvedimenti urgenti al governo. Una situazione gravissima che legittima la nostra richiesta al governo di provvedimenti specifici per le città d'arte. Non tutto il turismo ha sofferto nella stessa maniera, ha sofferto certamente il balneare, meno la montagna, ma chi ha sofferto di più sono le tre grandi città d'arte, i tre grandi attrattori del nostro paese: Venezia, Firenze e Roma. Anche settembre è stato disastroso. Settembre è stato negativo, ormai possiamo dire che il tasso di occupazione si è assestato intorno al 40, massimo 45%, e questo è un dato a prezzi bassissimi, con un crollo del fatturato di oltre il 50%. A consolare, almeno parzialmente, gli albergatori c'è stata per la prima volta l'entrata in funzione del MOSE. Certo, sappiamo benissimo che il MOSE è ancora in fase sperimentale, sappiamo benissimo che non verrà alzato tutte le volte che ci sarà acqua alta, ma sappiamo che in caso di maree eccezionali come quella del novembre scorso, noi sappiamo, abbiamo la certezza che le nostre imprese saranno in salvo. Poi un plauso alla scelta del sindaco Brugnaro di nominare l'assessore Venturini al turismo. Finalmente un assessore di peso. Venturini è uno dei politici più importanti della nostra città, e questo senza nasconderci che Paola Mare è stato un ottimo assessore, e la ringraziamo tantissimo per quello che ha fatto.